L'Open Arms rifiutata da Malta fa tappa a Porto Empedocle, scendono i minori, gli altri salgono sulla nave quarantena. Dati in crescita, Razza propone limitazioni per chi non si vaccina, le superiori tornano tra i banchi, da aprile le aziende potranno licenziare. Incendio al Bar Nobel di Agrigento, distrutti vasi di San Leone, svastica sulla chiesa di Naro. Sono passati 25 anni dalla legge Rognone-La Torre, sono stati sottratti in questo tempo 35.000 beni alla mafia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione e buon anno. In apertura parliamo di immigrazione. La ONG spagnola Open Arms, dopo il rifiuto di Malta, fa rotta verso Porto Empedocle con 265 persone a bordo. L'Italia ha assegnato Porto Empedocle come porto di sbarco sicuro. Scendono 51 minori e gli altri salgono sulla nave quarantena. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Inizia l'anno 2021 con l'arrivo di 265 migranti a Porto Empedocle a bordo della nave Open Arms. Soccorse nei giorni scorsi in mare dall'ONG spagnola, i migranti sono stati tratti in salvo in due momenti diversi, il primo interessando 169 persone e l'altro 96. I migranti ospiti dell'Open Arms in un primo tempo sono stati rifiutati da Malta, a cui la nave aveva chiesto la possibilità di sbarcarli. Quindi il governo italiano ha accolto la richiesta. Soddisfatti i vertici dell'ONG spagnola, che hanno affrontato anche durante i salvataggi tempo brutto con mare grosso. Oggi l'Open Arms sta effettuando i tamponi ai migranti presenti a bordo, che saranno poi in transito nella motonave Rhapsody per la quarantena. A Porto Empedocle scenderanno solo i minori, che sono 51, che in due pullman già pronti in banchina li porteranno nelle strutture adeguate per l'accoglienza. Presente stamani di buon mattino il primo cittadino empedoclino Ida Carmina presso la banchina del porto ad assistere al primo sbarco dell'anno. Il primo cittadino è pronto a dare battaglia per chiedere Porto Empedocle e Porto Franco direttamente ai suoi rappresentanti al governo di Roma, considerando i disagi che i cittadini empedoclini hanno già subito e che subiranno in futuro. Ho visto che la nave Rhapsody stamattina è uscita dal porto e quindi presumo che le operazioni si svolgeranno direttamente in mare. Gli unici a scendere qui direttamente rimarranno sulla terraferma sono i 50 minori su 265. Io vengo sempre, come sono solita, un po' a fare una constatazione di quello che accade, perché mi pare giusto farlo nei confronti della mia cittadinanza. Certamente comincia l'anno e cominciano i problemi, perché se Porto Empedocle deve essere considerata il punto nevralgico di tutta la gestione della questione migranti, che è una questione europea, non soltanto italiana, altrettanto l'Europa e lo Stato debbono occuparsi di questa città, che è dispostissima all'accoglienza, come ha dimostrato saper fare, però altresì è giusto che la popolazione locale subisca il minore impatto possibile da questa cosa e che quindi lo Stato adoperi delle particolari garanzie per questa città, che non vuole morire, perché rischiamo gravemente con questa situazione, e dal punto di vista sanitario e soprattutto per le ricadute economiche, socio-economiche, sul turismo, sul commercio del pescato, su tutta quella che è l'economia sana di questo paese. E quindi io sto facendo veicolare l'idea che ai 3 porti franchi italiani, che sono tutti al nord, perché sono Livigno, il porto di Venezia e il porto di Trieste, venga aggiunta Porto Empedocle. E allora sì che questa questione da una difficoltà si potrebbe trasformare in risorsa, perché non capisco perché noi dobbiamo essere considerati Porto Franco per la questione migratoria, e siamo disposti a esserlo, e soprattutto se non si può evitare questa cosa, però che almeno questa specialità di Porto Empedocle venga riconosciuta anche in positivo. D'altronde non le viene difficile, perché voi siete al governo, per cui sì, potrebbe essere semplice, basta chiederlo ai vostri leader. Non è così semplice come appare, cosa che io ho già fatto, ho già parlato con Luigi Di Maio di questa mia ipotesi, anche con Vito Crimi. Il problema è poi l'Europa, perché mi si diceva dai vertici nazionali che questa ipotesi è un po' limitata a livello europeo, perché un Porto Franco viene a
diciamo, alterare i rapporti sulla libera concorrenza, perché noi chiaramente avremmo una condizione di privilegio rispetto ad altre zone d'Italia e d'Europa se fossimo Portofranco, ma penso che in questa situazione ci siano tutte le giustificazioni del caso per poter sostenere che noi viviamo una condizione di specialità e non possiamo viverla come condizione di specialità solo in negativo. È giusto che lo Stato, perché è decisione dello Stato che vengano qui, e l'Europa, a cui noi diamo questa grande disponibilità, consideri questo porto, ma io direi non solo questo porto, anche le zone limitrofe, come se da noi ci fosse un bollino rosso. Bene, questo bollino rosso giriamolo anche a vantaggio di queste popolazioni, quindi noi siamo stati sempre accoglienti, lo siamo stati anche durante una pandemia e continuiamo a esserlo, che ci venga però riconosciuta una condizione specialità. Io sto facendo una lotta in questo senso, anche avendo evidenziato questa cosa, ho parlato con Di Maio, con Crimi, sto parlando anche con gli altri, i nostri deputati locali, ho già parlato con Sodano, insomma cercheremo di portare avanti questa cosa, consapevoli che lì c'è un problema che non riguarda solo il governo italiano ma il governo europeo, e noi andiamo fino a lì, non ci scoraggiamo. Dati Covid in Sicilia, tornano a salire i contagi, il paragone con le altre regioni e i dati delle province, critica la situazione a Gela, Caltanissetta, Raffadali e Capizzi nel Messinese, chiede ed ottiene la zona rossa. Vediamo. Aumenta il numero dei contagi da Covid-19 in Sicilia e nell'isola salgono anche i ricoveri ospedalieri. Secondo i dati del Ministero della Salute, al momento i positivi totali in Sicilia sono 35.591. I nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore, 1.047. I decessi nello stesso arco temporale sono stati 26. Le guarigioni 380. Negli ospedali siciliani i pazienti ricoverati in regime ordinario sono passati dai 1.090 ai 1.137, mentre nella terapia intensiva e subintensive i posti occupati sono 184. La Sicilia si colloca al quinto posto nella graduatoria nazionale per numero di nuovi contagi in 24 ore. In testa il Veneto, seguito da Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e appunto Sicilia. Tutte regioni con incremento di positivi sopra i 1.000 casi. Aumenti a 2 cifre solo per Basilicata più 81, Valle d'Aosta più 35, Molise più 18. La distribuzione nelle province vede a Catania 301 nuovi casi, Palermo 297, Messina 189, a Ragusa 53, a Trapani 46, a Siracusa 16, a Caltanissette 87, ad Agrigento 55, a Enna 3. Allarme soprattutto a Caltanissetta, dove l'ultimo bollettino all'indomani delle feste è allarmante, con un tasso di positività che è arrivato addirittura al 45,34%, 78 tamponi positivi su 172 tamponi seguiti, e il numero di ricoverati che torna a salire. A preoccupare anche la situazione di Gela, che nelle ultime ore ha registrato un aumento di 57 positivi su un totale di 78 casi in più in provincia. In provincia di Agrigento a Raffadali si sono registrati 30 contagi che deriverebbero da un'unica cena di Natale. Focolaio anche dopo una festa nel Messinese. Il sindaco di Capizzi chiede la zona rossa, la regione dice sì. Non è un giorno bello perché non volevamo mai arrivare a tanto, non volevamo mai arrivare a questo, ma purtroppo le condizioni dell'evolversi della situazione epidemiologica in corso non ci hanno dato scampo. Il comune di Capizzi in provincia di Messina, dalle ore 14 di ieri, domenica 3 gennaio, è zona rossa. Lo sarà per 10 giorni, così come disposto da un'ordinanza del presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza, è stato adottato a seguito della relazione dell'ASP e sentito il sindaco per salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del coronavirus dopo un focolaio registratosi nel piccolo comune messinese. Le misure restrittive resteranno in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì 13 gennaio. Sarebbe stata una festa privata con oltre un centinaio di persone a provocare un focolaio di coronavirus a Capizzi. I partecipanti al party, in un locale di Nicosia, avrebbero contratto l'infezione e contagiato poi altre persone. I positivi nel piccolo comune nebroideo sarebbero più di 50 e almeno altri 25 attendono i risultati del test.
Si sta tracciando ora la rete dei contatti e il sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso, parla di situazione molto critica. Una situazione allarmante perché con una lista di 150 persone tra contagiati e conviventi il numero dei positivi è destinato a salire. Statisticamente supereremo i 100 quasi in maniera automatica. Ed è per questo che dobbiamo tutti ora impegnarci nel fare un grande sforzo che è quello della riuscire a contrastare questo virus nel meno tempo possibile. Magari non ce la faremo in 10 giorni, speriamo che in circa 15 giorni potremo essere fuori da questa pandemia, perché ovviamente i tempi di maturazione, i tempi di incubazione del virus ci differeranno di qualche, altro periodo. E ancora purtroppo mancano gli effetti devastanti delle festività natalizie, che come ha detto già un mio collega, pur essendo delle festività destinate agli effetti familiari, agli incontri, purtroppo qualcuno ha esagerato e sicuramente avremo le conseguenze, li piangeremo o li conosceremo fra qualche giorno. Quindi, come vedete, la situazione è complessa, però non dobbiamo disperare, dobbiamo confidare a poterla gestire in maniera serena. L'importante è che non ci siano casi di ospedalizzazione, perché fortunatamente non abbiamo ospedalizzati, tranne sempre i nostri 2 concittadini che sono in ripresa e aspettano solamente l'esito del tampone per essere dimessi dall'ospedale. Il governo Conte studia un provvedimento che proroghi le restrizioni della zona rossa, arancione e gialla in tutta Italia tra il 7 e il 15 gennaio, la data in cui scadranno le regole in vigore. Non si esclude che il nuovo provvedimento contenga misure che saranno applicate a livello nazionale, ovvero superando il sistema delle zone. Una delle ipotesi al vaglio è che nel weekend del 9-10 gennaio in tutta Italia siano in vigore le misure previste per la zona arancione, ovvero la chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo. L'apertura sarà consentita solo per la vendita da asporto e la consegna a domicilio, mentre dal 7 al 15 gennaio verrà consentito lo spostamento tra regioni solo per ragioni di lavoro, salute, necessità e urgenza. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza è intervenuto nel merito del dibattito avviato nel Paese sull'introduzione dell'obbligo di vaccinarsi per evitare il contagio da Covid-19. Secondo Razza, a coloro che scelgono di non vaccinarsi e quindi non dimostrano di essere immuni si può limitare l'accesso a luoghi come palestre, piscine, stadi, oppure si può impedire di viaggiare, entrare in uffici, salire a bordo di mezzi pubblici. Mi auguro che non siano necessarie misure più stringenti. L'assessore aggiunge: avevo fatto un decreto qualche tempo fa che imponeva la vaccinazione influenzale, sono stato costretto a ritirarlo perché è stato considerato contrario all'ordinamento costituzionale. Per Ruggero Razza, dunque, l'obbligo a vaccinarsi può essere introdotto solo da una norma costituzionale, un percorso lungo e non semplice. Il calendario in Sicilia prevede che la prima fase terminerà a marzo e coinvolgerà medici e operatori sanitari, ospiti delle RSA, cittadini da 80 anni in su. Il personale sanitario conta circa 140.000 persone, gli anziani over 70 in Sicilia sono 350.000. Poi in primavera scatterà la fase 2 perché dopo marzo toccherà agli over 70, alle categorie fragili e al personale degli uffici pubblici. Il mondo della scuola non ha un calendario ad hoc, quindi docenti e bidelli saranno vaccinati in base all'età ed altre caratteristiche. Entro settembre, si augura Razza, la maggioranza dei siciliani deve essere vaccinata. Partirà una grande campagna di comunicazione. La campagna vaccinale c'è, insiste sul territorio tutto ed è attesa come una manna dal cielo da chiunque non sia medico o operatore sanitario. Le vaccinazioni anti-Covid sono infatti iniziate in tutta Europa, ma l'Italia è partita con il piede sbagliato. Ad ammetterlo è lo stesso Domenico Arcuri, commissario straordinario di governo per l'emergenza sanitaria in corso. Se verrà mantenuto questo ritmo, la strada si prevede in salita, commenta Arcuri,
come scalare l'Everest. Per vaccinare il 50% degli italiani in 10 mesi occorrono circa 60 milioni di inoculazioni, 30 per 2 dosi, il che significa procedere alla media di 200.000 vaccinazioni al giorno. Se il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, prova a gettare acqua sul fuoco, il confronto con altri paesi come la Germania risulta in pari. Dal 31 dicembre tedeschi vaccinati sono oltre 165.000, l'Italia è ferma a 72, meno della metà. Lo stesso Arcuri ha definito ancora in divenire l'elenco completo dei centri vaccinali designati per la somministrazione del vaccino e che non si dispone ancora di un'elencazione dei centri vaccinali. Insomma, la sfida più grande di sempre rischia di trasformarsi in un flop organizzativo senza precedenti se le cose non cambieranno subito, e adesso il virus corre ed i morti continuano ad essere centinaia ogni giorno. Mediamente sono state somministrate soltanto poco più di una dose su 10 delle 469.950 fiale Pfizer BioNTech già consegnate. All'appello mancano ancora 15.000 operatori sanitari, 3.000 medici e 12.000 infermieri che il governo ha iniziato a reclutare con un bando di gara che si è chiuso soltanto lo scorso 28 dicembre. Come si legge sul Corriere, si sono candidati in 20.000, si sta procedendo alla selezione di 13.000 persone attraverso 5 agenzie per il lavoro. Le regioni devono correre, nessuna dose può attendere di essere usata anche solo per qualche ora, afferma il sottosegretario alla salute Sandra Zampa, annunciando nei prossimi mesi la possibilità di coinvolgere anche i medici di base e farmacie nella somministrazione dei vaccini. Inoltre nelle regioni italiane l'andamento delle vaccinazioni procede molto a rilento a causa proprio della carenza del personale. Per oltre 100.000 studenti degli istituti tecnici e dei licei venerdì suonerà di nuovo la campanella per il ritorno alle lezioni in presenza dopo più di 2 mesi di didattica a distanza. Non tutti però ritorneranno sui banchi il primo giorno indicato dal calendario regionale. La maggior parte delle scuole si prenderà ancora qualche giorno, slittando a lunedì prossimo il giorno delle lezioni. I dettagli nel servizio. È partito il conto alla rovescia per il ritorno a scuola degli studenti degli istituti superiori che seguono le lezioni a distanza dal 26 ottobre. L'8 gennaio prossimo rientrerà in aula almeno il 50% degli alunni, come previsto dal governo. I presidi sono di nuovo al lavoro: sanificazione dei locali, rispetto del distanziamento in base alla capienza delle aule, doppio orario di ingresso e uscita e soprattutto alunni a turno, metà in presenza, metà a casa, con la didattica integrata per ogni classe o intere classi in presenza e altre a distanza, sempre a turno. Le riunioni in prefettura sono andate avanti nei primi di dicembre per risolvere i nodi dei trasporti urbani ed extraurbani per gli studenti pendolari. Passi indispensabili per arrivare gradualmente al 75% di studenti in presenza dal 15 gennaio in poi. Ma su tutto pesa la grande incognita del trend dei contagi. Lavoriamo per tornare in presenza, ma si naviga a vista. Ogni giorno le cose possono cambiare e si ricomincia da capo, dicono i presidi. I dirigenti scolastici stanno riorganizzando la didattica per garantire la presenza almeno del 50% degli alunni. Alcune scuole ripartiranno l'8 gennaio, ma tante altre slitteranno all'11 per avere qualche giorno in più di tempo. Didattica integrata significa che ogni scuola deve essere dotata di una rete internet talmente potente da garantire la connessione contemporanea di metà di ogni classe da casa. Tanti istituti hanno investito risorse ingenti per essere pronti, attingendo a tutti i bandi disponibili, ma a volte non basta. Il collegamento salta, i ragazzi a casa non riescono a interagire con i compagni e i professori. L'ordinanza del Ministero, soprattutto quella del Ministero della Salute, il 24 di dicembre indica una presenza a scuola del 50% e una presenza in didattica digitale integrata a casa, quindi a distanza del 50%. Le scuole in questo momento si stanno attrezzando per ottemperare a questa ordinanza.
però vi posso già dire che molti dirigenti scolastici anche della CGIL sono molto preoccupati perché prima non abbiamo dei dati certi sulla diffusione del virus in questi giorni, soprattutto per le vacanze di Natale. Non abbiamo dei dati sui mezzi di trasporto, che credo che sia il nodo cruciale della situazione. Non sappiamo da parte dell'ATM quanti autobus in più ci saranno, in quale fascia oraria, perché molte scuole col 50% sono orientati a fare l'orario normale, quindi con l'apertura tra le 8 e le 8:30. Al tavolo con il prefetto e il provveditorato non siamo mai stati convocati come sindacati, e questa è una denuncia che faccio alle istituzioni, perché noi siamo soggetti portatori di interessi collettivi, quindi soprattutto tra lavoratori, ma anche studenti e famiglie che chiedono a noi quello che bisogna fare. Credo che nell'incertezza ovviamente non si può aprire una scuola senza avere dei dati certi sulla diffusione del virus e soprattutto sull'organizzazione che gira attorno all'apertura di una scuola. Ma anche in questi giorni, non lo dico io che non sono un esperto in medicina, neanche uno scienziato, ma Ricciardi, che è il consulente del Ministero della Salute, dice che aprire le scuole il 7 di gennaio è un rischio e quindi che facessero pace anche tra loro gli scienziati, il Comitato Tecnico Scientifico, il Ministero della Salute, e dare delle indicazioni certe, perché noi ci siamo stancati, ogni qualvolta c'è un problema la scuola si debba adeguare per risolvere il problema. Dovrebbe essere il contrario, è tutto il corollario che si deve adeguare per l'apertura della scuola. Quindi noi crediamo che se si deve aprire la scuola si deve fare veramente in sicurezza, soprattutto con i trasporti, uno screening, il monitoraggio, le USCA. Non sappiamo ad esempio quante USCA ci sono a Messina, se il numero che è stato attivato per le scuole funziona. Questi sono problemi reali che noi vogliamo che vengano risolti il più presto possibile. Aggiungo che fare lo screening comunque il 4 il 5 di gennaio potrebbe essere tardivo, perché mi dicevano i medici dell'area ex gasometro che durante il periodo di Natale ci sono stati anche degli assembramenti tra vari familiari e che molte famiglie sono state contagiate. Siccome il virus ha un periodo di incubazione che arriva pure a 15-20 giorni, se io a Capodanno sono stato con i miei familiari e quindi non ho tracciato i ragazzi, non ho tracciato i docenti, i familiari, aprire la scuola il 7 è veramente un pericolo. Poi bisognerebbe capire anche i dati. Il Ministero, vi ricordo, che non ha ancora fornito i dati a livello nazionale dei contagi, a Messina non ce l'abbiamo. Poi faccio un esempio banale per capirci: se io ho una scuola di 1500 alunni e ci sono 3.000 genitori e ci sono 200 insegnanti, quindi arriviamo a più di 4.000, se di queste 4.000 persone fanno lo screening soltanto 200-300, il dato è veramente ridicolo per dire se una scuola può essere riaperta o meno. Quindi bisognava fare una campagna di sensibilizzazione con i ragazzi, con i genitori, così da avere uno screening di massa e quindi avere dei dati certi. Non sappiamo i ragazzi che sono attualmente in quarantena, non sappiamo i familiari che sono in quarantena, quindi aprire la scuola nell'incertezza noi non ci stiamo, per la salute dei lavoratori, per la salute dei ragazzi, ma anche dei familiari che devono accompagnare i figli a scuola. In Sicilia, con il ritorno dei licenziamenti ad aprile, a rischio 33.000 posti di lavoro, e intanto la cassa integrazione nell'isola ha bruciato 339 milioni di reddito, 5.000 euro al lavoratore. Vediamo. Una perdita secca di 33.000 posti lavoro, che arriverebbe dopo un anno orribile, durante il quale i lavoratori siciliani hanno perso complessivamente qualcosa come 339 milioni di euro. Il centro studi dell'Associazione Lavoro e Welfare, guidata dall'ex ministro del lavoro Cesare Damiano ed ex sindacalista, traccia il bilancio di un anno di cassa integrazione Covid e prova a intravedere il futuro se, come previsto attualmente, alla fine di marzo si interrompesse il blocco dei licenziamenti. Grazie alle misure introdotte dal governo per contrastare la crisi generata dalla pandemia in Sicilia è stato salvato per tutto l'anno l'equivalente di 67.000 posti di lavoro, la metà dei quali, appunto i 33.000, svanirebbe in un solo giorno, il 1° aprile. Il governo, osserva Damiano, ex sindacalista CGIL diventato ministro nel secondo esecutivo Prodi, deve togliersi dalla testa di interrompere cassa Covid e blocco dei licenziamenti dal 31 marzo, come se fosse una ghigliottina. Entrambe le misure andrebbero prorogate, dice, fino a tutto il 2021. Il prezzo da pagare, del resto, fino a questo momento, è stato elevatissimo. L'obiettivo adesso è solo evitare che la crisi abbia un costo peggiore, un prezzo che si può tradurre in 33.000 posti di lavoro. Un dramma che senza interventi potrebbe materializzarsi tra 3 mesi appena.
Indagini in corso da parte della Procura e delle forze dell'ordine alla ricerca della causa che ha incendiato e distrutto l'esterno del Caffè Nobel ad Agrigento. Arturo Cantella. Ha destato parecchio scalpore in città l'incendio che la notte tra il 2 e il 3 gennaio è scoppiato al Viale della Vittoria ad Agrigento, che ha colpito il noto bar Nobel. In nottata infatti tra l'1 e le 2 di notte sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che, avvisati per via dell'allarme scattato in generale, hanno visto l'incendio espandersi sempre di più. Ci sono voluti ben 3 ore, a detta degli addetti ai lavori, per dominare le fiamme che a quanto pare non sono entrate dentro il locale ma si sono limitate a espandersi fuori nella struttura legnosa prefabbricata. Ha immediatamente così preso fuoco, così come anche un motorino nelle vicinanze del gazebo è stato letteralmente incendiato, come si vede dalle immagini girate la giornata di domenica. Così anche in parte un'auto è stata interessata dalle fiamme. Ovviamente molta l'incredulità tra i passanti che hanno potuto vedere quello che resta dell'esterno del bar molto noto in città, dove la gente è solita passare qualche ora della propria giornata a gustarsi un caffè o altro, e sono in tanti a chiedersi ovviamente se l'incendio è stato accidentale per via di qualche cortocircuito, qualche scintilla, o se l'attentato è stato incendiario. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti potrebbe esserci anche la richiesta di pagamento di pizzo che magari non è stata esaudita, ma ad escludere ciò sono stati i familiari del gestore del locale che lo avrebbero negato, quindi vedremo cosa ci confermeranno le perizie dei vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione di Agrigento intervenuti prontamente. Sulla vicenda è intervenuto l'assessore al commercio Franco Piccarella, che ha portato il sostegno e la solidarietà ai titolari del bar Nobel, augurandosi che le indagini possano al più presto fare luce su quanto accaduto. Anche Gabriella Cucchiara con il presidente della Confcommercio Alfonso Valenza, che fanno parte della FIPE, esprimono la più totale e sentita solidarietà nei confronti del titolare dello staff del bar Caffetteria Nobel del Viale della Vittoria. Siamo molto addolorati, affermano, per quanto accaduto e ci teniamo a esprimere solidarietà e vicinanza ai gestori e a tutto lo staff del locale. Con tanta tristezza leggiamo dai giornali gli sviluppi dell'incendio che ha colpito la struttura. Nonostante non si tratti di nostri associati, ci rendiamo disponibili per eventuali iniziative di sostegno, con l'augurio che il bar Nobel possa riaprire il prima possibile. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. I deputati nazionali del Movimento 5 Stelle agrigentini Michele Sodano e Filippo Perconti si sono offerti di riacquistare i vasi in ceramica distrutti al Belvedere e al Viale delle Dune a San Leone ad Agrigento. L'Accademia di Belle Arti Michelangelo provvederà alla reinstallazione dei vasi, mentre il Comune di Agrigento si è impegnato a munire la zona di telecamere e di videosorveglianza. Tutti i vasi di ceramica collocati sul Belvedere della terza spiaggia di San Leone sono stati distrutti. I poliziotti della sezione volanti della Questura di Agrigento hanno bloccato immediatamente un 44enne di Favara che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per danneggiamento aggravato. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine anche per precedenti raid vandalici. Altro atto di danneggiamento a Naro. Con una bomboletta spray, una mano ignota ha disegnato una svastica sulla facciata della chiesa del Carmine. In proposito è intervenuta sui social Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, che ha affermato: ho già dato disposizioni affinché sia rimossa completamente. Naro condanna senza se e senza ma tali rigurgiti di antisemitismo e manifestazioni di spregio contro le vittime di ogni forma di dittatura. Parliamo adesso dei beni confiscati, 35.000 edifici sottratti alla mafia in 25 anni, dati dell'Associazione Libera presieduta da Don Luigi Ciotti, a 25 anni dall'approvazione della legge Rognone-La Torre. Il nuovo bando per l'assegnazione scade il 14 gennaio. C'è il servizio. Palestre di vita li aveva definiti Papa Francesco il 21 settembre 2017 nell'incontro con i membri della Commissione parlamentare antimafia e riconvertiti ad uso sociale. Sono trascorsi 25 anni dall'approvazione della legge 109 del 7 marzo 1996, che andava a completare la Rognoni-La Torre del 1982. Queste confische
pur ancora con tanti limiti, hanno in ogni caso già inferto un duro colpo al potere economico e di controllo mafioso dei territori. Oggi è certamente possibile fare un bilancio sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, sottratti alla disponibilità delle mafie, delle varie forme di criminalità economica e finanziaria, ad esempio dal riciclaggio all'usura, dal caporalato alle ecomafie, alla droga, e di corruzione. Beni che sono diventati opportunità di impegno responsabile. Più di 900 sono le realtà dell'associazionismo e della cooperazione che hanno avuto in assegnazione beni immobili e troppo poco aziendali confiscati, e che si sono impegnate nella loro gestione. Più di 1000 comuni a cui sono stati destinati i beni immobili confiscati. Il numero dei sequestri, delle confische ha raggiunto ormai una dimensione considerevole, tale che è necessario assicurare adeguate organizzazione di tutta la materia, in tutte le fasi del sequestro, della confisca, della destinazione e dell'assegnazione previste dal nuovo codice delle leggi antimafia. Si rivela spesso una molto debole capacità di gestione, la presenza di varie forme di criticità si rivela sullo stato dei beni, la mancanza o la grave, io dico, insufficienza di risorse finanziarie necessarie per garantire la ristrutturazione. Dal 1982 quelli confiscati definitivamente sono poco più di 35.000, particelle catastali 35.000, e di queste circa 16.500 sono stati destinati e consegnati 11.000 quelli confiscati in via definitiva. Su 3.100 beni immobili non ci sono state manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali, loro che dovevano farlo un parere positivo all'acquisizione nel loro patrimonio immobiliare. Da una ricognizione avviata nel corso del 2019 dall'Agenzia Nazionale su un campione di indagine di circa 6.000 beni, parlo sempre di particelle, destinati alle amministrazioni comunali, dai riscontri pervenuti su 2.600 beni risulta che soltanto poco più della metà dei beni è stato poi effettivamente riutilizzato. A seguito della segnalazione documentata in video da parte dell'associazione ambientalista Mare Amico, i carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno sequestrato una maxi discarica giacente in via Libertà a poca distanza dal comune. Nella discarica tra le civili abitazioni incombe di tutto, tra cumuli di rifiuti anche speciali, addirittura bruciati, sfabbricini, mobili rotti, recipienti di Eternit, materassi, materiale plastico, elettrodomestici e tanti sacchetti di rifiuti. Adesso si procederà alla rimozione della discarica con gli oneri che dovranno essere a carico del comune di Porto Empedocle. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.